Eccoci di nuovo tutti insieme, dalle più piccole alle più grandi, per cercare di conoscere meglio noi stesse con il test. Spariamo pure noi, sì. Ma mi vuoi ancora fucilare? Ma già fucilato Boncompagni per 1 settimana, 2 settimane di fila, basta così. Allora, facciamo il nostro test. Tu senti una cosa, Michela, sei invidiosa tu? No. No, però adesso... Un poco del mio fratellino, perché non voglio che me lo toccano. Ah, beh, quella è gelosa, il fratellino, non invidiosa. Invece noi il nostro test lo facciamo sull'invidia, perché c'era uno che se ne intendeva, che ha detto che gli uomini non conoscono forse la propria felicità, ma quella degli altri non gli sfugge mai, eh? Sono tutti lì pronti, con i fucili veramente puntati a vedere chi ha qualcosa in più. Io ho una paura di Boncompagni che non sapete. Comunque, allora, facciamo il nostro test sull'invidia. Avete carta e penna? Sì, un foglietto di carta della spesa, una penna, un lapis, una matita e rispondete A, B o C. Con quale di queste, che carina che sei Martina, con quale di queste 3 ragazze non lascereste mai solo il vostro compagno? Adesso ve le faccio vedere queste 3 ragazze. La prima, la ragazza A, adesso la vedrete, ha un trucco piuttosto appariscente, molto evidente, diciamo, la ragazza A, si nota subito. Ragazza B, eccola lì, oh, come sofisticata, con le perle, il cappello, tutta perfetta. E poi ragazza C è la più semplice, ma chissà che la semplicità non nasconda qualche artiglio, qualche unghia che può ferire il vostro rapporto d'amore. Di quale siete più invidiose? A, B o C? Quella appariscente, quella sofisticata o quella naturale? Seconda domanda del nostro test. Vediamo la foto di una collega, di un personaggio molto conosciuto, Sandra Milo. Allora, guardando questa foto di Sandra Milo, che tipo di reazione avete? Sapete come si fanno i test? Bisogna subito scrivere la prima reazione, fra le 3 che adesso vi dico. La vedete e dite, bella, è un po' svampitella. Risposta A. Seconda risposta, vorrei essere come lei. Terza risposta, C. Non me ne importa niente, mi lascia indifferente. Allora, A, B o C? La trovate bella ma un po' svampita? Vorreste essere come lei o non ve ne importa niente? Ecco. Terza domanda. Questo è un classico dei test, questa domanda che vi faccio ora. Quale di questi 3 oggetti, a quale di questi 3 oggetti non rinuncereste mai in caso di diluvio universale, di terremoto? Scappate via di corsa da casa, quale di questi 3 oggetti? Un gioiello eccentrico, per esempio, ecco, come quello che porta questa ragazza. Un assegno in bianco che avete lasciato a casa e correte subito a riprenderlo, risposta B, oppure un frullatore, un oggetto quotidiano, normale, casalingo, ma che pensate che possa essere molto utile anche dopo il diluvio universale. Allora, il gioiello A, l'assegno in bianco B, il frullatore, risposta C. Ultima domanda del nostro test. Allora, guardate queste 3 frasi d'amore. Qual è quella che esprime meglio il vostro sentimento? Ecco, queste 3 frasi sono scritte su dei cuori che hanno le nostre belle ragazze. Una dice, non so resisterti. Risposta A. La seconda dice, quanto mi manchi Paperotto. Ma chi è che dice Paperotto? Io non l'ho mai detto a nessuno. Boh. E la terza frase, risposta C, dice, sei sempre con me. Allora, qual è la frase che vi cattura di più per il vostro sentimento? A, B o C? A, non so resisterti. B, quanto mi manchi Paperotto. C, sei sempre con me. Adesso fate un po' i calcoli molto semplici, più A, più B o più C, perché io adesso vengo a chiedere fra tutte voi chi ha risposto più A, per esempio, più B. Al microfono, grazie Fabio, altrimenti mi faccio far parlare. Ma vorrei andare... No, tu sei la siciliana gelosa di ieri? Vieni qua. Siciliana gelosa, vediamo se anche siciliana
È invidiosa? Cosa c'hai? Non lo so, c'è 2A, 2C qua, non lo so. Ma scusa, non eri siciliana tu Sì, ieri? da parte della mia mamma, però mio babbo è bolognese, poi sai com'è, sono un po' invidiosa di una mia amica bolognese. Quale? Non te lo posso dire, dai, anche amica tua, figurati, Un po' abbondante? Abbondante. Vabbè. Allora, ho capito, parlavamo di Serena, di Serena. Senti, A, B o C hai risposto? 2A e 2C. Leggiamo il profilo A. Leggiamo il profilo A. Se le vostre risposte sono maggiormente quelle contrassegnate alla lettera A, guai a chi si trova ad avere a che fare con voi, care amiche. È meglio non intralciare il vostro percorso perché siete disposte a farla pagare cara. Dire che siete rose dall'invidia è anche poco, mia cara ragazzuola, perché sei proprio molto invidiosa. Oh, la sola idea che qualcuno possa essere più ammirato di voi ti fa entrare in competizione. B come Berlusconi, B come Boncompagni, B come Bertuccia. Ma come Bertuccia? Vabbè. Hai risposto B tu? Allora, B cosa vuol dire, per esempio, che tu ti porteresti via la segno in bianco da casa? Sì. Lo credo bene, sono d'accordo con te. Allora, dunque, vivete bene fra le vostre cose, è il vostro mondo e non lo cambiereste con quello di nessun altro. Per cui chi ha risposto più B è la persona più equilibrata. È quella che così non ha delle invidie speciali, tranne che se non molto provocata. Risposta C. Chi è C? C, io un giorno o l'altro qui cascherò. Allora, C, sei tu? C. Tutto C? Tutto C? Cioè la Milo ti lascia indifferente. Sì. Il trucco, sei geloso di una ragazza truccata in modo semplice e a un ragazzo dice sei sempre con me. Allora, C. Il motto l'erba del vicino è sempre più verde non ti si addice affatto. Ma è anche vero che avete sempre un occhio vigile su quello che vi succede intorno e non ti fai mettere i piedi in testa da nessuno, mia cara. È vero. È vero? È vero. Allora i nostri test sono proprio giusti. Vi aspettiamo fra pochi spot. Ciao!